Quinta corsa, confronto per femmine di 3 anni, non vincitrici di 10.000 euro in carriera. All'1 Fezza San, 2 Freia di Poggio, 3 Febe YSL, 4 Fanny YSL, 5 Fly dei Greppi, 6 Flash Rouge, 7 Fara Trio, 8 Falena, 9 Franchina Baldo, 10 Fraclac Spritz. Autostart che stacca con veloce Fanny YSL che prova a contenere Fly dei Greppi che insiste all'esterno e passa all'imbocco della prima piegata. 8, Fly dei Greppi al comando nei confronti di Fanny YSL, terza posizione per Freia di Poggio che precede Flash Rouge, quindi Fezza San con all'esterno Fraclac Spritz, poi Fara Trio. 14,5 per il lancio e Fanny YSL rileva al comando Fly dei Greppi, passa a condurre dopo 400 metri di corsa in 32. Così Fanny YSL guida nei confronti di Fly dei Greppi, avanza allo scoperto Flash Rouge che si scopre dalla quarta posizione e avanza all'esterno trascinandosi Fraclac Spritz. Rimane terza in corda Freia di Poggio che precede Fezza San e Fara Trio. 646,3. Si viene al passaggio davanti alle tribune con Fanny YSL al comando, all'esterno Flash Rouge, in corda Fly dei Greppi, poi Fraclac Spritz con a sinistra Freia di Poggio. Non cambia nulla, dopo 800 metri in 1,1,4 si va sulla curva di destra con le posizioni immutate. Via i tappi a Flash Rouge per impegnarsi maggiormente all'esterno. Cerca di andare sulla testa della corsa Alessandro Gocciadoro, per il momento glielo impedisce Antonio Greppi camminando al comando con Fanny YSL. Flash Rouge può accodarsi per un attimo in scia Fanny YSL, prova ad avanzare Fraclac Spritz, poi ancora Freia di Poggio, la retta di là in 14,5, Fanny YSL che se la dà a gambe, prova la fuga a palo lontano da Fraclac Spritz che muove all'esterno di Flash Rouge che non riesce ad agganciare la leader, poi Freia di Poggio all'imbocco dell'addirittura d'arrivo, Fanny YSL in netto vantaggio nei confronti di Flash Rouge e Fraclac Spritz. Fanny in vantaggio con 3 di margine, Fanny YSL che viene a vincere nei confronti di Fraclac Spritz che fa suo il secondo posto davanti a Flash Rouge. 29,9 da arrivare, passo costante 1,15,1 il ragguaglio cronometrico per Fanny YSL, Antonio Greppi per Afrim Schmidra, i colori dei signori Russo, la vittoria per la figlia di Varen in percorso di testa, dai e vai con Fly dei Greppi e poi percorso impeccabile al comando. Corre molto bene e prende il secondo Fraclac Spritz, al terzo posto Flash Rouge.